Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Buongiorno a tutti e bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi siamo particolarmente contenti di avere con noi una delle poche, limpide, incontestabili voci liberali di questo disgraziato paese, ovvero il conduttore di Quarta Repubblica, vice direttore del giornale, giornalista, saggista, Nicola Porro, che dovrebbe essere già in collegamento. Ci sei, Nicola? Eccomi, buongiorno. Buongiorno e benvenuto su Radio Libertà. Grazie per l'invito. Allora, in genere in questo spazio i nostri ascoltatori sanno, spesso interloquiamo con ospiti che hanno un libro in uscita che dice delle cose interessanti e parliamo anche di quello, ma spesso in coda, perché non è, come dire, non è mai una marchetta, sono sempre persone ragionanti, ma è spesso un di cui della conversazione. E invece con Nicola voglio iniziare dal suo libro, che è in uscita in libreria il 5 giugno, se non sbaglio, ma già ordinabile su Amazon, perché è un libro su uno dei 2 o 3 grandi temi della contemporaneità. Il libro si intitola La grande bugia verde. Gli scienziati smontano con dati reali i dogmi dell'allarmismo climatico per Liberi Libri. E allora volevo subito, Nicola, entrare in medias res e chiederti, è interessante questo titolo al singolare, perché poi il libro sarà una collezione di bugie, no? Declinate al plurale, indagate, ma qual è la macro bugia, cioè qual è la grande bugia a monte che ci stanno raccontando secondo te? La grande bugia a monte che ci stanno smerciando è quella che la scienza in maniera univoca dice che se noi non cambieremo i nostri comportamenti sull'utilizzo dei combustibili fossili, il pianeta sarà destinato a finire rapidamente attraverso il riscaldamento climatico, eventi estremi, tra un po' ci inventeranno i terremoti, cioè tutto il mondo non vuole mettere in discussione perché dice, insomma, lo dice la scienza. Ecco, io ho preso degli scienziati, un certo numero di scienziati, e su ogni aspetto ho cercato di far vedere come la stessa scienza non abbia quella univocità che sembra invece dare ai giornali. Guarda, ti dico una cosa fondamentale, sono contento che tu mi hai dato l'opportunità addirittura di aprire questa intervista. Oggi tu, non so se hai letto, mi sembra sulla stampa, Mattia Feltri, che è un ottimo giornalista. Certo. Diciamo, con cui peraltro ho anche lavorato nel passato al Foglio. Mattia Feltri oggi sulla stampa dice: ma smettetela voi giornalisti di destra o giornali di destra liberale, insomma, a pegnucolare, a fare sempre il controcanto, ai Saviano, ai Scurati, a questi qui, cercate di avere un pensiero originale, dite qualcosa piuttosto che sempre stare lì a fare il controcanto a questi qui con una sorta di par condicio della lamentela. Io però, insomma, un po' avrei voluto dire a Mattia Feltri che in realtà esistono tanti che hanno un pensiero originale sull'ambiente, sulle guerre, e che vengono invece ridicolizzati. Cioè non è tanto solo la critica nei confronti di quello che dicono gli altri, ma è l'incredibile determinazione che si ha in un certo mondo di non considerare neanche non si può neanche sedere a tavola con uno che dica le cose che ho scritto nel mio libro sulla grande bugia verde. Quindi io rivendico il fatto che c'è una controcultura, che fate nella vostra radio, che faccio col mio sito nicolaporro.it, con Liberi Libri, con tanti, esiste una controcultura, ma che alla fine veniamo un po' raccontati come delle macchiette che si occupano soltanto di criticare Saviano e Scurati. Certo, secondo me hai detto anche una cosa interessantissima sulla scienza, che se vuoi si collega anche all'infausto periodo del Covid, no? Dove anche lì Certo. ci hanno venduto una caricatura della scienza come dogma laico e mondano, no? Venendo meno in realtà a come effettivamente anche avanza la scienza, no? Avanza anche in nome del fallibilismo, addirittura del contrasto tra paradigmi, diceva Thomas Kuhn, un grande filosofo della scienza, ma non voglio farla troppo lunga, ma è come dirti una costante dei nostri giorni questa caricatura religiosa della scienza?
Assolutamente sì, e un tempo esistevano le grandi religioni, ora esiste soltanto una grande religione, che è quella, diciamo, islamica in certe aree del pianeta, che ha ancora la sua forza positiva e negativa, per carità, però ha la sua grandissima forza di convincimento. In un mondo che non ha più una religione che è quella, diciamo, storica per noi occidentali, insomma, per le tradizioni cristiano-giudaiche dell'Europa, la grande nuova religione è diventato l'assolutismo scientifico. Non rendendosi conto, questo un po' nel libro c'è, che il problema non è l'assolutismo scientifico, è la fallibilità della scienza, cioè la scienza procede per errori. Io cito all'interno del libro un caso di un ingegnere di Elon Musk che ho conosciuto recentemente. Questo signore è venuto a trovarci, ci siamo visti a casa mia e ci siamo molto raccontati insomma, le nostre esperienze reciproche. Lui costruisce questi missili per Elon Musk che vanno nell'atmosfera, consegnano un certo numero di satelliti e poi ritornano a terra. È stato il primo caso di un lanciatore che va in alto e poi scende. Mi sembrava un film di 007 prima di Elon Musk. Allora gli ho chiesto: ma come avete fatto a fottere tutti gli altri? Cioè gli europei che erano 30 anni che ci lavoravano, i cinesi, gli americani della NASA. Pensa che la NASA si rivolge adesso a questa società che si chiama SpaceX per mandare sopra i satelliti che altrimenti avrebbe mandato da sola. Quindi i lanciatori di una società privata di Elon Musk. E lui ha detto: guarda, la cosa è stata molto semplice. Noi procedevamo per tentativi ed errori, a differenza di tutti gli altri che invece avevano un'idea: facciamo andare il missile là a questa velocità, con questa dimensione, con questa caratteristica. Noi sbagliavamo, continuavamo a sbagliare, investivamo, sbagliavamo. Ogni errore per noi era un successo perché ci dava una possibilità di capire come far funzionare il missile. Quando in Italia hanno visto i missili di SpaceX recentemente deflagrare in cielo, tutti i cretini dell'Italia e non solo dell'Occidente che non hanno ancora capito cosa sia la scienza, dicevano è fallito il tentativo eccetera. Qui ogni incidente per loro era un motivo per comprendere come migliorare e come portare quei missili come loro sono riusciti in atmosfera e poi fuori dall'atmosfera e poi farli tornare. Ecco, questo è il criterio della scienza. La scienza procede per errori e per tentativi. Una scienza che non procede per errori e per tentativi ma per dogmi non è la scienza, è una nuova religione. E sul Covid questa nuova religione si è completamente diffusa. Il vero virus, diciamo, di quel periodo è il virus mentale che ci hanno portato in testa, per cui se tu discutevi i vaccini, se tu per un solo secondo non discutevi la bontà della ricerca, che io considero sicuramente sacrosanta, ma per esempio dicevi: ma scusami, io ho 15 anni, non rischio secondo le vostre statistiche di morire per questa malattia, ho già peraltro avuto il Covid, ma siamo così sicuri che mi devo fare il vaccino? Ecco, questo punto di vista, questo tipo di richiesta, questa domanda, questo dubbio veniva considerato una sorta di negazionista della scienza. E capisci che da lì allora il passo all'assolutismo scientifico è velocissimo. Certo, sì, eravamo nel campo dell'eresia, diciamo. Ma dell'eresia, bravo, sì, religiosa. Questa cosa è stata incredibile, obiettivamente. Volevo chiederti, ma guarda che lo è anche sul clima, Giovanni, lo è anche sul clima. La cosa di cui noi non ci rendiamo conto è che all'epoca ci furono molte persone che avevano un timore di farsi iniettare la dose di questa roba qui. Oggi mi sembra che il mondo si sia anestetizzato, anche gli italiani, e non abbiano il timore di prendersi dosi di decarbonizzazioni che vogliono dire per loro tasse su tasse, cambiamenti di comportamenti. Lì ci chiudevano a casa, qua ci dicono quale macchina dobbiamo usare, quale casa dobbiamo affittare, cosa dobbiamo mangiare, come ci dobbiamo muovere. Ma siamo dei pazzi! Cioè ci stiamo anestetizzando, ma non esiste ministro, neanche quello più, diciamo, moderato, che non parta, ad esempio, nei suoi discorsi dicendo, presupponendo e affermando che comunque dobbiamo procedere alla decarbonizzazione totale. Ma questi sono pazzi. La decarbonizzazione totale dell'Europa, se noi spegnessimo l'Europa, gli spegnessimo tutta la luce, tutta l'energia dell'Europa, metto i numeri esatti in questo libro perché li mette uno scienziato, dice: se noi spegnessimo in un giorno solo l'Europa, ridurremmo di un numero di tonnellate la CO2 immessa nell'atmosfera che è 1/10 di quanto ogni anno aumenta in Cina. Ma tu capisci? Siamo dei pazzi.
Sì, siamo al masochismo. Ma allora ti seguo a tal punto che ti chiedo, ma questa, diciamo, ideologia apocalittica green, no? Che è diverso da, come dire, da avere legittimamente in agenda il tema dell'ambiente. Questa ideologia apocalittica è una sorta di colpo di coda, come dirti, del marxismo, del pensiero anticapitalista per rimettere sul banco Sì, degli sì. imputati il capitalismo? Beh, questo non c'è dubbio, non è un colpo di coda, è il colpo che è stato studiato a tavolino da una serie di intellettuali molto smart che questa cosa l'hanno autorizzata. Naomi Klein, quella signora che scrisse il famoso libro No Logo, altra Certo. minchiata dell'epoca, beh, insomma, in un libro recente ha detto, abbiamo lì la soluzione per distruggere il mondo capitalistico con le sue ingiustizie, si chiama ambiente, ma lo scrive lei nel libro, non è una cosa che lei dà mette in secondo piano. Al Gore, l'uomo che ha inventato la grande, incredibile propaganda dell'allarmismo climatico, sbandandole tutte dall'alto del suo Falcon con cui gira per il mondo, Al Gore ne ha fatto una questione politica, è il socialismo, diciamo, è il socialismo americano, è il socialismo spinto americano, ed è la tendenza anticapitalista di un certo pezzo dell'Europa. Non c'è dubbio su questo, ma di questo però posso dire ci sono molti giornalisti, molti intellettuali che se ne sono occupati, cioè il fatto che sia diventata una nuova religione dell'anticapitalismo. Io voglio insistere, il punto è che noi dovremo ribattere punto su punto sui dogmi scientifici che non sono tali, perché se tu dici, sai, questo è un altro modo per combattere il capitalismo, vabbè, questa cosa non solo l'abbiamo detta, ma è nel novero dei punti di vista. Ma non è un punto di vista, ad esempio, che non è vero che il 98% degli scienziati è concorde nel pensare che ci sia il riscaldamento climatico derivante dall'uomo. Nel libro smonto questa balla. Nel libro uno scienziato mi smonta la balla sul fatto che calotta polare e calotta artica si stiano riducendo. Nel libro uno scienziato smonta una balla sul fatto che gli eventi estremi stiano aumentando per colpa del riscaldamento climatico. Non sono negazionisti, sono premi Nobel, quindi bisogna andare puntuale perché vedi, il vero vantaggio è che come il comunismo, come il socialismo era un sistema sbagliato perché violava le nostre libertà e riduceva le nostre libertà, ma aveva il grande vantaggio, il socialismo e il comunismo, non solo di violare le nostre libertà, ma di essere completamente inefficace. Anche in questo caso, questa roba qui non solo viola le nostre libertà, ma è straordinariamente falso. Certo, e sì, tu dici, forse qui tocchi una lacuna, se vuoi, del pensiero liberale, conservatore, non ideologizzato, e cioè quella di forse anche il poco studio e la poca attitudine a, come dire, imbastire un controsistema rispetto al sistema dominante. Ecco, mettiamo un po' di sano Bravo. gamscianesimo, via. Sì, ma è così. Se tu vai in giro per i bar italiani, hai le signorine, un signorino preoccupatissimo, oltre che come posso dirti, del fatto che i ghiacciai si stiano riducendo, e in Europa ci sono dei ghiacciai che si stanno riducendo, come si sono sempre ridotti negli ultimi 200 anni, Certo. ma c'è le persone che sono disperate ti raccontano del disastro della mancanza di api. Lo sai che il Legambiente ne fece una grande campagna, non c'è più tempo da perdere. Poi vai a vedere sul sito della FAO, che è un'organizzazione internazionale che si occupa esattamente di queste cose, tra il 2011 e il 2021 il numero degli alveari è aumentato del 26%. No, meraviglioso, meraviglioso. Ma certo, del 26%, ma devi combattere con questo, non con le pippe ideologiche. Quando io mi sento dire non ci sono più le api perché l'inquinamento, ma che state a dire? Vai su Google, se non ti fidi di me, vai sulla FAO, vai a vedere qual è il numero di api e vedrai che il numero di api per il loro sono passati da 81,4 a 101 milioni. Quando il MoMA, il Museo dei Politicamente Corretti di New York, voleva mettere un paio di alveari sul suo tetto a New York, hanno chiamato l'apicultore di New York e quello ha detto: ma che siete scemi? Abbiamo troppe api a New York, semmai dobbiamo mettere altro perché stanno uccidendo la biodiversità, il numero di api mostruose che per queste campagne stiamo creando. Ma è tutto così, e ci sono più orsi oggi che 20 anni fa. Hai presente quella foto dell'orso smagrito? Ne parlo nel libro. Sì, certo. Lo cito.
Ecco, quell'orso smagrito che è stata la campagna contro la glaciazione dei ghiacci fatta da National Geographic, non dal gazzettino di casa mia. National Geographic fa vedere un orso con la dita, ecco, questo è l'effetto del riscaldamento climatico, l'orso che stava morendo. Quell'orso stava morendo per un tumore e purtroppo, e il motivo per il quale stava morendo non aveva nulla a che fare con i ghiacciai, non viveva su un ghiacciaio, gli orsi stanno aumentando e il fotografo che aveva fotografato quell'orso, fu il primo a dire a National Geographic: guardate, va bene che prendete la mia foto, ma non c'entra niente con i ghiacciai, non c'entra niente con quella roba là. E National Geographic si dovette scusare dicendo che quella foto l'aveva messa per sensibilizzare l'opinione pubblica, cioè aveva detto una bugia sulla vita di un orso, che anche chi se ne frega, ma una bugia clamorosa per cui l'ordine giornalisti italiano pure ti avrebbe bandito, ma è National Geographic. Cioè ha ammesso di fare propaganda National Geographic, sostanzialmente. Sì, l'ha dovuto ammettere, perché il fotografo aveva scattato quella foto fantastica e ha detto: ma che se ne dice? No, nel mio libro c'è spiegato il motivo per il quale, quando tu vai in un talk show televisivo e ti dicono che il 98% degli scienziati sostengono che c'è riscaldamento climatico, nel libro c'è spiegato da cosa nasce quel numero e ti fa impazzire. Hanno mandato 36.000 mail, 2 ricercatori qualsiasi, non sto parlando di scienziati di primo livello, hanno mandato 36.000 mail, hanno ricevuto su 36.000 mail 2.500 risposte, di queste 2.500 risposte le hanno valutato solo quelle di 70 persone, 70 su decine di migliaia, poche risposte, 2.000, 70 valutazioni, e le 2 domande a cui hanno risposto queste 70 persone erano: tu pensi che rispetto all'800 ci sia stato un aumento della temperatura? E il 97% di 77 persone ha detto sì, ma rispetto all'800 siamo tutti aware che c'è stato un aumento della temperatura. Seconda domanda: pensi che l'uomo abbia potuto contribuire a questo aumento della temperatura? Allora, queste 2 domande sono talmente generiche, perché sai, che l'uomo possa contribuire, ma che vuol dire? Può contribuire il 5%, il 10%? Noi pensiamo che l'uomo sia la fonte primaria del riscaldamento climatico, secondo loro. Diciamo che era meno dilettantesca la banda degli onesti di Totò che stampava la moneta falsa nel garage, nella grande commedia di Totò. E facciamo solo una pausa, ma per un mini spot di 30 secondi. Torniamo subito con Nicola Porro. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ed eccoci rientrati con Nicola Porro, col quale stiamo indagando la grande bugia verde. No, ma quello che ci ha appena detto obiettivamente è clamoroso. Cioè questo metodo veramente dilettantesco con cui sono arrivati a partorire un dogma contemporaneo per cui il 98% degli scienziati concorderebbe sul riscaldamento globale dovuto all'uomo, mi fa dire però qui c'è anche una latitanza della nostra categoria, no? Perché adesso non è che io voglia fare toica sui cani da guardia del potere, però è una cosa talmente marchiana che la nostra categoria dovrebbe avere, come dire, non farsi raggirare e tenere un po' la guardia alta, no? Invece questa cosa è passata come un'ovvietà. Sì, ma hai perfettamente ragione, però diciamo, questa è veramente la cosiddetta un po' una sciatteria, e poi sono le cause buone, cioè i giornalisti sono sempre appassionati delle cause buone. Vedi, si confonde spesso l'inquinamento con il riscaldamento del pianeta, certo. Cioè, sono 2 cose completamente diverse. L'emissione del CO2, cioè dell'anidride carbonica, non ha nulla a che vedere con l'inquinamento del pianeta, è un gas serra che secondo alcuni in una certa misura, questo è il punto, secondo alcuni in una certa misura potrebbe contribuire all'innalzamento delle temperature globali, ma non ha nulla a che vedere con l'inquinamento, quindi si è sempre confuso l'inquinamento in maniera, diciamo, anche molto diciamo un po' costruita con il riscaldamento del pianeta. Quindi i giornalisti, da una parte c'è una sciatteria, dall'altra parte che ti
posso dire? Dall'altra parte c'è anche il fatto che dietro, io non ho un atteggiamento marxista nei confronti della storia, dei giornali, cioè non penso mai che sia l'economia a determinare la vita delle persone, certo, e gli interessi dei giornali, però obiettivamente ci sono delle cose incredibili. Cioè, il più grande gestore dei fondi al mondo, lo scrivo nel libro che si chiama BlackRock, e io tutto sono tranne che un anticapitalista e un antifinanza, ma questo signore nel 2021, c'è scritto il data, mi sembra 2011, nel 2020 mi sembra, nel 2020 fa una lettera ai suoi investitori e dice: il riscaldamento climatico ci ammazza tutti, quindi noi dobbiamo investire soltanto nelle società che sono sostenibili. E essendo questo gestore un signore che gestisce una cosa che è pari a 5 volte il PIL italiano, cioè i soldi che lui ha in gestione, voi capite che quando un fondo dice che dobbiamo investire solo nelle cose sostenibili, sposta completamente tutta la finanza nei confronti di aziende che decide lui attraverso un criterio suo. Poi si scopre che ha fatto una società di consulenza per capire chi sono le società sostenibili, poi le società sostenibili sono quelle che hanno incentivi da parte dello Stato e quindi hanno dei redditi garantiti attraverso i soldi dei contribuenti. Insomma, diciamoci la verità, dietro a tutta questa grande, come è normale che sia, paccottiglia verde, c'è anche un grandissimo interesse economico, fortissimo. Tu pensa a quanto hanno investito le industrie dell'automotive sul verde, e oggi se tu gli dicessi: ragazzi, abbiamo scherzato, fallirebbero tutte. Questi saranno costretti a venderci auto verdi. Ti voglio dare un dato, perché sempre per parlare di cose molto concrete, se no la gente pensa che stiamo dicendo frottole. La Ford, una delle più grandi aziende automobilistiche del mondo, ha venduto nel 2024, nel primo trimestre del 2024, ha venduto 10.000 auto elettriche, 10.000 auto elettriche. Ogni auto elettrica che ha venduto la Ford nel primo trimestre del 2024 ha rappresentato una perdita per la Ford di $132.000. Cioè, ogni auto che usciva elettrica dalla Ford costava alla Ford €132.000. Inoltre costava moltissimi soldi anche all'acquirente della Ford, il consumatore finale, oltre a costare molti soldi ai contribuenti, perché i contribuenti pagavano un incentivo per far comprare questa macchina. Allora, una tecnologia che, nonostante siano passati ormai 3 anni, sia ancora così economicamente fallimentare, è una roba che uno dovrebbe dire: ma che stiamo facendo? Solo i cinesi riescono a fare questa tecnologia a 4 soldi e a vendercela a noi occidentali. Dovremmo veramente iniziare a porci delle domande, anche l'interesse. certo, diciamo che le fantomatiche lobby del fossile agitate come spettro ormai sono delle lobby scalcinate, diciamo di serie B, cioè sono delle lobby in arretramento, no? Sono altre le lobby in ascesa, via, mettiamola così. Nel libro di questo parlo a un certo punto, ovviamente parlando del fossile, perché c'è uno scienziato che mi spiega quante tonnellate di terra e di materiale si devono scavare per ottenere pochi chili di batterie, e quanto invece per avere l'energia del petrolio e del gas. Un paragone pazzesco, non so, 220 tonnellate rispetto a 4. Ma il punto è un altro. Il punto è che le lobby del fossile per anni sono state super lobby del fossile, cioè parliamo chiaro, è inutile negare la realtà. Assolutamente. Le lobby del fossile per anni hanno speso miliardi nella ricerca e nel convincimento delle grandi, lì anche in caso di inquinamento, non tanto di CO2, però hanno perso terreno rispetto alle lobby del nuovo business, che sono quelle del green. Le lobby fanno il loro mestiere, ognuno cerca di portare avanti i propri interessi economici, non mi scandalizza, però certo quelle del fossile oggi sono, diciamo, in arretramento, tant'è che hanno fatto molti meno investimenti, abbiamo fatto molti investimenti nel fossile di quanto si siano fatti 10-15 anni fa. Quelle cose le vedi subito. Abbiamo speso, mi sembra, 3.000 miliardi per il green, che ci ha permesso nel mondo di portare al 5% la capacità installata elettrica green contro il 95% che è tutto il resto, e invece continuiamo ad avere l'80% di energia che deriva dal fossile nonostante investimenti molto ridotti, e quello sarà un problema nei prossimi anni. Certo, assolutamente. Senti, non per, come dire, autocitare un libercolo, che molto più modestamente ho scritto anch'io per Liberi Libri, che si intitola Mi mancano i vecchi comunisti, ma cosa ti volevo dire? Stupendo, un libro stupendo con l'introduzione di Giuliano Ferrara. Il tuo è un libro
favoloso, anzi. No, ti ringrazio, ma giuro che non volevo fare autosmarchettamento, ma volevo sottoporti questa questione che, per esempio, in cui io credo, ho provato a analizzarla. Cioè, esisteva comunque un filone, diciamo, produttivista, sviluppista della cultura di sinistra, anche della cultura marxista. Poi era, come dire, a me e a te non sarebbe piaciuto perché era industrialismo di Stato, erano ricette comunque folli da un punto di vista economico, ma non si metteva in discussione che, come dire, bisognasse lavorare e produrre, anche produrre emissioni. E invece ora questi vogliono ripristinare la natura, cioè cos'è successo nel frattempo? Beh, è successo che quello che dice il tuo libro, erano meglio i comunisti di una volta, anche se riguardo, e questo mi sembra che qualcuno me lo scriva proprio nel libro, qualcuno degli scienziati, bisogna sempre ricordarsi che l'industrialismo spinto dei paesi che oggi fanno i fenomeni, cioè della sinistra che oggi fa la fenomeno, quell'industrialismo spinto è stato il più inquinante che mai si possa immaginare. Certo. Ma come è stata lasciata la Russia dal punto di vista economico, industriale ed ambientale dopo 70 anni di socialismo reale, è inimmaginabile rispetto all'Occidente che nel frattempo aveva disinquinato e reso più produttivo il suo sistema. Questo è il punto, che fallito il modello della statalizzazione della produzione, si sono inventati dal punto di vista intellettuale mondiale l'idea della rinaturazione. E poi confondendo la natura come una cosa benigna. La cosa incredibile è che la natura è una nostra stesso avversaria, non nemica, ma avversaria. Uno scienziato mi racconta all'interno del libro sui modelli macroeconomici ambientali che vengono usati, che un paio di eruzioni di vulcani che ci sono stati negli ultimi decenni hanno influito sul clima in maniera permanente, molto più di quanto abbiano fatto i paesi occidentali. Sono delle variabili, quelle naturali, che noi cerchiamo di pensare che siano sotto il nostro dominio, ma non lo sono. La natura deve essere controllata dall'uomo. Un tempo lo pensavano così anche a sinistra, oggi un po' meno. Certo, sì, tra l'altro sulla natura batrigna basterebbe anche ritornare a reminiscenze liceali di un certo Giacomo Leopardi. Ma al di là di questo, ti volevo chiedere, perché poi secondo me le questioni sono intrecciate. Questo, per capirci, gretinismo è legato alla più generale ideologia woke, è connesso al wokismo, no? È connesso a questo, come dirti, questo attacco al mondo occidentale che va in scena all'interno del mondo occidentale. È legato, e se sì, come? Sì, è legato perché è l'idea della colpa e del senso di colpa che c'ha l'Occidente nei confronti della propria storia. Invece di esserne orgogliosi, noi ci vergogniamo del nostro Stato, ci vergogniamo della nostra scienza, ci vergogniamo di Popper, del dubbio, della falsificazione della ricerca, ci vergogniamo delle nostre industrie, della nostra ricerca, ci vergogniamo della nostra scienza. E tutto questo evidentemente ha molto a che fare con l'ambiente e la rinaturazione. Questa idea bucolica di un ambiente senza più industrie, senza più le nostre case, senza più le nostre auto. Cosa c'è di più occidentale, di più bianco, di più europeo che l'automobile? Nulla, e l'automobile l'abbiamo uccisa. Sì, certo. Diciamo che il futurismo, no, forse fu un grande momento di cultura occidentale che è stato si è capovolto nel suo contrario. Ma volevo chiederti, questa ideologia non solo si fa spesso politica, ma a volte si fa addirittura istituzione, no? Perché io, per esempio, penso all'Unione Europea, diciamo, così come è organizzata attualmente, visto che peraltro andiamo incontro al voto europeo. E cioè l'Unione Europea è diventata anche una centrale di come dire, elaborazione e monitoraggio e imposizione di queste idee, di questa ideologia green, di queste politiche green, cioè ti costringono all'elettrico, ti costringono ad adeguare la casa, ti calano dall'alto questa ideologia nella vita, nella carne, nell'economia reale. Cioè questo mi sembra un po' un salto ulteriore, diventa addirittura istituzione questa cosa qua. È esattamente come dici tu, l'Europa è il centro propulsore di questa ideologia e più si è scollegati poi dalla realtà, come lo siano, diciamo, le centrali burocratiche lontane
dalla vita reale, più si fanno piani sovietici, e i piani sovietici un tempo erano sulla produzione, i piani sovietici di Bruxelles invece sono sulla decarbonizzazione, ma cambia poco, è sempre un piano, no? I piani quinquennali, i piani trentennali, ecco, esattamente la stessa cosa, tu la mutui da Mosca degli anni 70-60 e la porti a Bruxelles degli anni 2000, e loro con questi piani folli decidono strategie folli. Cioè, la direttiva europea per le case green, secondo Deloitte, quindi non è una pericolosa organizzazione, diciamo, anzi Deloitte, No. sarà sicuramente sostenibile, ESG, ma secondo la Deloitte costerebbe la direttiva europea per le case green tra gli 800 e i 1000 miliardi. Tra gli 800 e i 1000 miliardi, cioè stiamo parlando di cifre favolose, il 50% del PIL italiano, cioè la metà di quanto l'Italia si riesce a produrre dovrebbe essere solo destinata per fare e quando ti dicono le balle, ci saranno i contributi pubblici, poi ci sarà l'aiuto di Stato, ma di chi? Se noi abbiamo una spesa pubblica in un anno che è di 1000 miliardi, ma chi veramente crede? Stanno tagliando, e giustamente il tagliabile. Le tasse non le possono aumentare, le spese non possono aumentarle, e voi mi dovete spiegare chi è che ci dà 800-1000 miliardi per poter rendere green le nostre case. Peraltro l'83% degli edifici italiani ha un'anzianità superiore a quella del 1990. Cioè noi qua ci stiamo occupando di rendere green le case, quando dovremo semmai quei pochi soldi che abbiamo investirli per rendere più resistenti ai terremoti. Qua abbiamo una zona dell'Italia vastissima che ha scosse il terremoto, il problema non è se, ma quando ci sarà un grande terremoto ci stiamo occupando dei cappotti termici. Il 60% delle nostre case sono in classe F e G, contro il 45% della Germania, il 25% della Spagna e il 21% della Francia, ma perché noi abbiamo un territorio completamente diverso da loro. I costi per mettere a posto queste case sono folli, e chi li paga? Babbo Natale. È una cosa, guarda, è una cosa pazzesca. Su 13 milioni di edifici in Italia, il 55% dovrebbe avere degli interventi immediati, secondo loro. Ma dai, è una cosa da matti. Ma è talmente da matti che mi chiedo, ma questa follia è reversibile? Nel senso, uno degli interrogativi politici, no, di questi giorni è se dal quadro elettorale si potrà comporre una maggioranza, diciamo, di centrodestra in Europa, e quindi che sposti l'asse di alcune politiche, tra cui immagino e spero questa. Fatto salvo che molti popolari queste cose le hanno votate, perché questo per cronaca dobbiamo dirlo. Ma è reversibile, è immaginabile un equilibrio europeo diverso o no? No, diciamo che la sbornia ESG, la sbornia dell'ambiente come era un po' di anni fa è svanita. Però c'è un elemento di inerzia mostruoso, quindi il punto è che io sono abbastanza ottimista, nel senso che sicuramente politicamente quella sbornia lì l'abbiamo un po' messa da parte, ci sono ancora gli Al Gore che girano per il mondo, ma insomma Greta oggi si occupa più di farsi arrestare per le sue manifestazioni pro Hamas, sia chiaro, pro Hamas, non pro Palestina, cioè questa è Greta, no? Il fenomeno per cui i nostri ministri la incontravano e si inginocchiavano a lei, cioè a un certo punto uno dovrà anche dire l'imbecillità non della ragazzina, ma della politica che si inclinava a quella imbecille. Vabbè, comunque sia, quel tipo di fenomeno del gretismo e dell'ambientalismo alla Timmerman secondo me non c'è più, ma la macchina è partita e l'inerzia di questa macchina è mostruosa, e quindi dobbiamo cercare di capire come sganciarci da questa macchina che è ormai partita, e come una grande nave con un grande tonnellaggio bisogna capire come farla frenare, non è facile. Il vero tema della politica dei prossimi anni sarà capire come freneremo questa deriva che abbiamo preso negli anni precedenti. Indubbiamente, da banale cronista politico mi viene da dire sicuramente non la fermeremo rivotando gli stessi che l'hanno, come dire, che hanno premuto sull'acceleratore. Ecco, questa è una banalità che ci sentiamo di sostenere. Sì, certo. Ma ti volevo chiedere una cosa, volevo chiudere tornando strettamente al libro. Ricordiamo La grande bugia verde di Nicola Porro per Liberi Libri, già disponibile su Amazon in libreria dal 5 giugno. E sul sito Nicola Porro e sul sito Liberi Libri, cioè Amazon, Liberi Libri e Nicola Porro sono 3 posti diversi dove è possibile ordinarlo. Se lo ordinate sui nostri siti Liberi Libri e Nicola Porro, ovviamente
essendo in prevendita, toglieremo le spese di spedizione. Certo, tra l'altro consiglio il sito nicolaporro.it perché è un'oasi di libertà, quindi come dire, lo sostengo da sempre, quindi non è piaggeria momentanea. No, volevo chiederti come dirti, la bugia più comica che ti ha fatto più ridere in questo tuo lavoro di ricerca e quella più tragica invece che, come dire, mette più a rischio l'economia e la vita reale. Ma la più tragica sicuramente e la più difficile da comprendere è questa idea dei modelli, cioè ci sono delle specie di modelli climatologici, e c'è uno scienziato che ce li smonta, che ci dicono cosa succederà fra 20 anni mettendo una serie di dati al loro interno. Questa specie di grande macchina digita dati che ci porta alla soluzione finale è il vero cancro della climatologia moderna, perché questa macchina si presume che ti dia un risultato perfetto, in realtà è una macchina talmente imperfetta che il risultato spesso è fuorviante ed è determinato più dalle domande che dalle elaborazioni dei dati. Questi si chiamano i modelli climatologici e vengono ben spiegati da uno scienziato che ne dimostra la fallacia. Guarda, le bugie più ridicole sono quelle sugli eventi estremi, cioè dal fatto che a Milano se c'è una buca il sindaco dice è colpa del riscaldamento climatico, cosa vera peraltro che ha detto, non è una balla quella che non invento, è un'iperbole, certo. No, non è un'iperbole, l'ha detto veramente, al fatto che se c'è un'alluvione in una zona in cui non è stata fatta una vasca di laminazione ti dicono che è colpa del riscaldamento climatico, è colpa del riscaldamento climatico l'evento estremo e l'evento siccitoso e l'evento della pioggia. Io spiego esattamente come questi eventi si stiano verificando, si sono spesso verificati, e soprattutto la metafora più giusta è come se in un campo di calcio invece che un arbitro e 2 o 3 guardialinee metti una telecamera per il VAR, metti 100 telecamere, 20 arbitri e 15 guardalinee. Avrai una conoscenza dei falli all'interno di quella partita di calcio molto superiore rispetto a quello che avresti avuto, 20 anni fa con un solo arbitro senza telecamera. Il che vuol dire che siamo diventati più fallosi? No, vuol dire che semplicemente abbiamo messo molte più telecamere per vedere quello che sta avvenendo. La stessa cosa riguarda gli eventi climatici estremi. Noi abbiamo messo tantissimi arbitri, tantissimi rilevatori dal 2000 fino al 2000, e non c'erano, e quindi sembra che siano aumentati gli eventi. In realtà ci sono aumentati i rilevatori, e tant'è che tutte le statistiche internazionali fanno vedere, tutte, e c'è scritto nel libro, non è una balla, è come la storia delle api, che gli eventi estremi sono aumentati fino al 2000 con l'aumentare delle rilevazioni, e dal 2000 in poi stanno andando scemando. Quindi anche questa è una gigantesca balla statistica che continuano a pensarci e spacciarci. Poi questo non vuol dire che non si debbano rifare gli argini, rifare le vasche, tenere le piogge, vuol dire che si devono affrontare, ma col modo giusto, cioè quello dell'intervento dell'uomo per mitigare i danni che la natura spesso comporta. Infatti non a caso spesso questi interventi non vengono fatti a causa di proteste ambientaliste. Tra l'altro. Quindi è il capovolgimento finale, diciamo. Nicola, ti ringraziamo molto di essere stato con noi. In bocca al lupo per il libro e per il tuo lavoro. Grazie, buon lavoro, ciao. A presto. Parlando liberamente. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare.